Entriamo subito nel vivo di questa avventura Fiera Cavalli. Vogliamo conoscere quali motivi spingono le persone ad avvicinarsi a questo animale e andiamo un po' a scoprirlo in questa inchiesta. Per te il cavallo che cos'è? Una vita. La mia vita, lui è tutto. Che rapporto esiste tra, diciamo, si può dire padrone del cavallo, no? Un amico del cavallo? Amicizia sicuramente, poi amore, cioè ti dà tutto se lo sai curare, se riesci lui ti dà tutto. Di dove sei? Di Lucca, E per te il cavallo cos'è? la mia vita. E per l'uomo cosa può essere il cavallo? Per chi non lo conosce, cosa si sente di dire? È una cosa importante perché ti avvicina a una saggezza buona in tutte le persone. Per la prima volta in Fiera Cavalli Verona per far vedere un po' alle persone che hanno il cavallo come avviene la comunicazione. E come avviene? La comunicazione non è una comunicazione verbale, ma diciamo è fatta di movimenti, è fatto di sguardi. E l'animale, siccome è una preda, il cavallo è una preda, noi siamo degli eccellenti predatori, bisogna cercare di essere non aggressivi, ma dare sicurezza. Con la sicurezza e con dei buoni comportamenti che loro hanno nel loro linguaggio si riesce ad avere questo dialogo. Un po' come con le donne. Ma la donna è una donna alfa, comandano loro, anche nel mondo dei cavalli comanda la femmina. Comanda la femmina e lo stallone si mette alle sue dipendenze. E voi da dove venite? Veniamo dalla Maremma, dal Grosseto. E per lei il cavallo che cos'è? È tutto, ci lavoro. Per me è tutto, il cavallo è quello che mi dà soddisfazione tutti i fine settimana, tutti i giorni quando ho la possibilità di salirci. Visto il lavoro che faccio, che sono in mezzo alla gente tutto il giorno, la possibilità di staccare un attimo è proprio il cavallo. In provincia di Treviso sta comunque crescendo la passione per questo animale stupendo. C'è tanta passione, c'è tanta gente che va a cavallo, l'unica cosa che ci manca ci sono i percorsi. Noi stiamo lottando un po' per avere dei percorsi apposta per noi, non solo per le piste ciclabili ma anche per le ipovie. E mi dicono che però tra poco ci saranno belle novità. Almeno da quello che si è sentito dire, da quello che stiamo cercando di dare una mano anche noi come associazione, sia in provincia di Treviso che nella regione Veneto, visto che siamo anche ospiti della regione Veneto quest'anno, c'è tutta si può dire, la disponibilità di fare qualcosa. Bene, grazie anche all'associazione Natura Cavallo. Ora ci guardiamo questo servizio di cronache trevigiane. Nel frattempo io vado a trovare un'amica che di solito si interessa di mare. A tra poco. Un migliaio di imprenditori agricoli trevigiani domenica scorsa ha onorato la giornata del ringraziamento provinciale di Coldiretti, che si è svolta a Castelfranco Veneto. Non sono mancati i contenuti e le aspirazioni di un'organizzazione che si sta distinguendo per il valore dei progetti che mette sul tavolo, come spiega il presidente di Coldiretti Treviso, Fulvio Brunetta. Ogni anno noi alla fine dell'annata agraria San Martino ci ritroviamo per fare un bilancio, ma anche per guardare avanti, perché i problemi sono tanti, però anche bisogna avere il coraggio di progettare e di dare delle soluzioni. Non è stata un'annata positiva per noi, come del resto tutto il sistema sente e paga uno scotto di crisi, però come Coldiretti abbiamo lanciato un progetto per l'agricoltura per tutto il paese ed è quello della filiera agricola tutta italiana e firmata da noi agricoltori. Un forte riconoscimento di identità, di storia, di sapere e di cultura. Con Coldiretti Treviso anche il presidente provinciale Leonardo Muraro, che ha spronato i giovani a fare agricoltura. Nuovi imprenditori giovani si avvicinano all'agricoltura grazie anche alla collaborazione, tutto l'indirizzo di quanto sta realizzando la Coldiretti per dare la possibilità ai giovani di avvicinarsi all'agricoltura. Abbiamo bisogno di rafforzare sempre di più l'aspetto della promozione del nostro territorio, perché promuovere il territorio, promuovere i nostri prodotti significa promuovere nuove aziende nel settore dell'agricoltura che certificano e producono, e questo bisogna sempre ricordarlo, prodotti di qualità. Coldiretti che, ricordiamolo, con chilometro zero ha diminuito la filiera anche per quanto riguarda una economicità diretta dal produttore al consumatore. La giornata del ringraziamento nasce nel 1951 su idea di un trevigiano che è stato anche il primo consigliere ecclesiastico di Coldiretti Nazionale su disposizione di Papa Pio XII. Si tratta del Cardinal Pavan di Povegliano.
Ancora oggi il primo articolo dello Statuto dell'Organizzazione Agricola recita l'appartenenza alla dottrina sociale della Chiesa. Sentiamo cosa ne pensa il consigliere regionale nonché allevatore Amedeo Gerolimetto. Il mondo del cattolicesimo vero e proprio ha sempre accompagnato a fianco lo sviluppo del comparto agricolo, perché l'imprenditore agricolo è un imprenditore che ha sempre un rapporto stretto con la terra, ha sempre avuto anche un grande rispetto per queste tradizioni e per queste abitudini e continua sempre a essere convinto di una cosa, che la terra è un qualche cosa che noi è stato dato in affidamento per certi aspetti, dobbiamo continuare a gestirla e a governarla e a rispettarla soprattutto e per consegnarla alle nostre future generazioni. A Castelfranco, nell'ambito della giornata del ringraziamento, si è svolto anche il tradizionale mercato di Campagna Amica con vendita diretta dei prodotti, ma è stato presentato anche un progetto di promozione della carne veneta, come racconta il vicepresidente di Coldiretti Treviso, Nazareno Gerolimetto. Abbiamo un progetto che si chiama, l'abbiamo così nominato, La carne di casa tua, bontà e qualità. Noi sosteniamo di avere uno dei prodotti migliori al mondo, con la produzione fatta con una filiera totalmente controllata dall'inizio, quindi dal ristallo del vitello fino alla carne al banco, quindi siamo convinti di avere un prodotto di grande qualità e vogliamo valorizzarlo e abbiamo con questo messo in piedi il progetto la cooperativa montegliana e la cooperativa castellana, e quindi diciamo un'area importante, forse la più importante dal punto di vista zootecnico della provincia di Treviso. Continua questa nostra avventura Fiera Cavalli ed incontriamo un'amica della natura, ovvero Tessa Gelisio. Allora, da Pianeta Mare, Tessa a Pianeta Cavallo. Assolutamente, sono qua in fiera per vedere questi straordinari animali, per conoscerli ancora di più, una mia grande passione fin da piccola, per cui sono contentissima. Che idea ti stai facendo? Ma la fiera già la conoscevo, ero venuta come turista, tra virgolette. Oggi sono qua per lavoro, per cui insomma ho la possibilità di conoscere meglio questo mondo. Per esempio ora ho provato a fare il maniscalco con scarsi risultati, ma almeno ho conosciuto meglio questa antica arte. Noi abbiamo documentato ovviamente con le immagini. Guardando alle tue future avventure, possiamo preannunciare qualche viaggio interessante? Guarda, sono in partenza per le Bahamas, non so se la cosa ti può fare invidia o meno, perché vado al calduccio, vado a conoscere i fondali di questo arcipelago, non ci sono mai stata, sono contenta, le puntate andranno in onda da gennaio di Pianeta Mare, sempre ovviamente, sotto e sopra l'acqua continuano le avventure. Allora ci rivediamo a gennaio, grazie a Tessa Gelisio, grazie davvero, noi ci fermiamo qui, un pizzico di pubblicità e poi continua questa straordinaria avventura, lo diciamo anche noi, da Pianeta Cavallo. A tra poco.